parlare di Mestre attraverso il libro che ha scritto Piero Luigi Viziato, che io ho letto ancora appena uscito, un paio di anni fa, quindi, e che ho riletto in questi giorni prima di questa presentazione. Il libro, tra l'altro, risente leggermente del periodo di stampa, di pubblicazione, perché è uscito quando doveva ancora svolgersi il quinto referendum per la separazione di Venezia da Mestre, quindi in qualche modo lasciava aperte delle possibilità per un futuro diverso per Mestre, che poi invece, come sappiamo, non si sono concretizzate. A scanso di qui ci dico che io, dico tranquillamente, Gigi lo sa, su questo punto non siamo d'accordo, io sono per l'unione di Venezia con Mestre. Ciò non toglie che Mestre abbia diritto, e qui entriamo un po' anche nel contenuto del libro, abbia diritto alla dignità piena di città, perché effettivamente, lo dico anche da giornalista che per molti anni si è occupato di cronaca della città di Mestre, della città di Venezia in senso più ampio del territorio veneziano e veneto. Mestre, in qualsiasi altra regione d'Italia, con i suoi quasi 180.000 abitanti, con tutte le sue potenzialità, con l'industria, con tutta la sua vivacità anche culturale, sarebbe stata un importante capoluogo di provincia. Tra l'altro anche numericamente Mestre ha circa tra i 170 e i 180.000 abitanti, adesso non ricordo i dati ultimi, però insomma diciamo che quello è l'ordine di grandezza, quindi molti più abitanti del centro storico di Venezia. E quello che è sorprendente e che pochi lo immaginano è che a livello numerico di abitanti in tutta Italia ci sono soltanto 17 città che hanno più abitanti di Mestre. Quindi Mestre, per numero di abitanti, è una città come poche in Italia, è preceduta solo dalle grandi metropoli, dei capoluoghi di regione, ma per il resto è numericamente molto forte, tant'è vero che nel Veneto più abitanti di Mestre li hanno soltanto Verona e Padova, e tutte le altre città capoluogo, compresa Vicenza e Treviso, sono più piccole di Mestre. Questo è uno dei tanti motivi che in effetti fanno pensare che Mestre sia una città sottovalutata, sottoconsiderata, perché la risposta è anche chiara, perché ha la grande fortuna da un lato e sfortuna dall'altro di essere parte di Venezia. Chiunque, qualsiasi città che non sia, non so, forse Firenze, se unita a Venezia sfigurerebbe, perché Venezia con la sua fama, con la sua bellezza, con la sua unicità, è chiaro che in qualche modo diventa il faro e fa ombra a chi ci sta vicino. Fa ombra, ma è anche un'opportunità, perché per esempio sul piano turistico, non tanto di visita quanto di soggiorno, lo dimostra anche la crescita di alberghi che ci sono stati in questi ultimi anni a Mestre, è una base ottima per visitare Venezia, quindi può esserci anche un indotto turistico anche per Mestre, però è chiaro che la città risente di questa vicinanza. Questo libro, che è scritto da un mestrino innamorato di Mestre, perché Gigi si chiama Piero Luigi, ma io lo chiamo Gigi perché è sempre stato questo il suo soprannome con gli amici, perché Gigi in questo libro fa proprio trasparire il suo amore per la città e racconta una storia che in qualche modo è già nota, però lui la rende molto più gradevole, molto più particolare, perché oltre al taglio dello storico unisce anche quello del giornalista, e quindi nel libro ci sono molti particolari che lo rendono accattivante ed interessante. Ovviamente, come tutte le storie, comincia dall'inizio, e quindi comincia dalla fondazione della città, dalla nascita della città, dalla nascita del primo nucleo, e come sempre quando si va molto indietro nel tempo la leggenda più
più credibile della cronaca, o meglio la cronaca, i fatti reali non sono ben dimostrabili e quindi ci si fa tranquillamente prendere la mano dalla leggenda, e quindi anche per Mestre ci sarebbe questa nascita formata da un nucleo di reduci da Troia che sono venuti assieme ad Antenore del Veneto e Mestre, che non è un cinese ma era un troiano che era assieme ad Antenore ad aver fondato la città. Ma qui andiamo molto indietro, è leggenda e poi alla fine conta poco, quello che conta è Mestre di adesso.